Il 1° maggio si è rinnovata l'apertura del mese mariano nella chiesa della Madonna delle Grazie a Sora. Tantissimi sono i fedeli sorani, non solo, che ogni anno, alzandosi presto, iniziano il cammino verso la Madonna delle Grazie, salendo i 409 scalini che, passando nel centro storico della città, prima per via Pianello e poi per via Madonna delle Grazie, conducono in cima al monte per partecipare al Rosario ed alla Santa Messa. Le origini della chiesa della Madonna delle Grazie, appoggiata ai piedi del Monte San Casto, sembrano risalire come edificazione al lontano 1590. Il primo documento certo che attesta l'esistenza della chiesa della Madonna delle Grazie è datato 1583, anno nel quale il vescovo sorano Ciceroni decretò che la cappella in culmine montis della Madonna delle Grazie, con i suoi diritti e beni, fosse unita alla morte del suo cappellano Don Curio Regoli alla chiesa di Santa Restituta. Nel territorio sorano il culto della Madonna delle Grazie è molto sentito e tenuto vivo grazie all'opera del Comitato Pia Unione Madonna delle Grazie, sempre presente e attivo. A celebrare la Santa Messa di apertura del mese mariano, il vescovo diocesano Monsignor Gerardo Antonazzo. Celebrare l'inizio del mese mariano sulla montagna del santuario della Madonna delle Grazie, che sovrasta tutta la città di Sora, e direi un po' tutta il nostro territorio, la nostra diocesi, significa come assumersi la spirituale responsabilità di pregare in nome di tutti e rappresentare tutti in questo santuario all'inizio di un mese così importante. Quindi prendiamo a cuore questo cammino facendoci interpreti anche di quanti fisicamente non sono presenti, ma desiderosi di intraprendere un itinerario che è molto caro alla tradizione spirituale del popolo di Dio. La devozione a Maria, lo sentiamo e lo viviamo ogni giorno, è la via maestra per poter cercare Gesù, che è la vera luce del mondo. Ecco, cominciare questo percorso, questo itinerario significa, come abbiamo fatto fisicamente salendo a piedi questa faticosa scalinata verso il santuario, significa scrollarsi da dosso e lasciare dietro quello che San Paolo chiama l'uomo vecchio, l'uomo del peccato, l'uomo delle passioni ingannatrici che deformano l'immagine di Dio nella vita della persona, deturpandola, e salire verso l'alto, elevarci. Ripartire dalle cose di Dio, ripartire dall'alto del pensiero di Dio e cercare di comprendere come Dio vede la nostra vita, come Dio vorrebbe la nostra vita, come Dio vorrebbe che noi vivessimo per poter vivere veramente nella luce e nella grazia che noi cerchiamo ogni giorno, ma attraverso vie evidentemente sbagliate. Quindi salire verso l'alto, verso questo santuario, significa elevarci alle cose di Dio per poi scendere certo a valle e intraprendere le realtà, le responsabilità, le attività di ogni giorno, ma fortificati da questa grazia di Dio che qui abbiamo celebrato e che vogliamo portare e conservare nel cuore ogni giorno. Per tutto il mese di maggio la Santa Messa alla Madonna delle Grazie verrà celebrata alle ore 6 nei giorni feriali ed alle 6:30 nei giorni festivi.